Bella raga, ciao a tutti da Comandante Veneziano, siamo a Interlagos, penultima tappa del mondiale, qualificazione un po' così, una gara dove di solito vado bene con un 13° posto, ma siamo 12° perché una macchina ha preso una penalità. Speriamo di far bene, ma ripeto, mi aspettavo qualcosa di più per questa penultima gara in Brasile. Andiamo ragazzi. Ok raga, obiettivo, ottavo posto. Vai. Partenza non proprio sublime, vediamo qua. No, no, Dio Cristo, no. Lettone è andato. Lettone è andato nono, ma Lettone è danneggiato. La anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. No, non vaffanculo. peggioriamo la situazione. Porca miseria. Che sfiga, ero passato ormai, Manius doveva fare il sorpassetto, sto rimbambito, ciao. No, non passi, dopo quello che mi hai fatto non passi. Ottavo posto. Cazzi vostri, mi avete rotto l'ala. Cavoli vostri adesso. Ok, è un buon inizio. Continua così. Partenza di un aggressivo sconvolgente. Ripara danno ala, no. Sto con l'ala così. A rischio di ritirarmi. Perché se sbaglio una curva sono fuori, lo sapete. Ho sfruttato la miscela grassa e soprattutto il fatto che ho pochissima benzina. Il problema è che ho l'ala un po' andata purtroppo. Teoricamente posso guidare lo stesso, dai. C'è il Grosji al sesto posto, raga. C'è il Grosji sesto. Faccio fatica, però. Mamma se faccio fatica. Non sarà facile, raga. Devo fare 1000 correzioni. Ma va bene così. Ma va bene così. Sono solo 35 giri. Stai perdendo ritmo. Abbassa l'erogazione delle RS prima di arrivare al limite. Da adesso il DRS è consentito. Puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Va bene, boss. Guarda che lotta davanti, guarda che lotta davanti, se le stanno dando di santa ragione. Solo sento una safety car vado a cambiare l'ala, altrimenti no. Perché oggi lo possiamo tranquillamente superare. Le due Mercedes stanno volando adesso, mamma mia, sono in super fuga. Dai, oh, davanti se le stanno veramente dando, Abbiamo un po' di miscelotto obesa. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 3,3 secondi. No, mamma mia, qua un po' rischiato il taglio. C'è andata bene. Forse non me l'ha dato perché ho perso in realtà dal Grosji, però va bene, insomma. Non ho perso praticamente Devi cominciare niente. a risparmiare carburante. Usa un mix inferiore e vacci piano con l'acceleratore. Per adesso no, Beppe, ho tutto sotto controllo, non ti preoccupare. Sta la danneggiata mi toglie via qualcosa, Cioè, faccio più fatica a fare le curve. Che palle dover cominciare una gara e fare un errore subito. Per verità
mi è servito attaccare così per prendere posizione al via, ma adesso mi devo pappare il Groji e poi stare tranquillo. Ma il Groji me lo devo pappare, il Groji. Il Groji è roba mia, il Groji è roba mia. È pazzo Groji. Mi stava buttando contro il muro praticamente. Superiamo Romano, Grosjeano. Ok, bel sorpasso. Non rompere i maroni, Romano. Ok, il distacco è 2,1 secondi. Non ci credo, non ci credo, mi risupera Romano. È beffato così. Beffato da Romano. E ce la riprendiamo subito. Ma dove? Ma dai! Ma silenzio, ma silenzio. Ma silenzio. Ma silenzio. Ragazzi, mi sono accorto adesso, piccolo problema, non mi ha registrato 2-3 giri, non mi ha registrato il momento della sosta ai box che ho appena fatto e ho cambiato l'ala perché non riuscivo più a stare in pista e niente, ragazzi, si è ritirato Magnussen e Bottas. Questo è, diciamo quello che è successo nei 3 giri non registrati. Praticamente registro sull'hard disk, sapete che se l'hard disk è pieno il programmino Nvidia non mi parte, no, però non ho visto nella concitazione della gara non ho visto il simboletto verde che era sbarrato. Vabbè raga, comunque ho perso pochissimo, insomma, vai. Siamo 11esimi in lotta con Kimi. Sosta già fatta. Stai tenendo un buon ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Ok, non ho più soste, siamo noni, so cazzi però perché adesso spero di avere un ritmo migliore con l'ala sistemata. Eccola qua, ala a posto. Adesso dobbiamo spingere. Il ritiro di Bottas che era in fuga con Hamilton mi ha dato il nono posto, se no ero 10º. Dai figli. Concentration, please. Vediamo se riusciamo a mantenere la nona piazza l'obiettivo, scuderia l'8º, purtroppo sarà un po' difficile. Però qualcuno va ai box, vediamo. Non è detto. Il Grosjean è davanti, ovviamente. Però il Grosjean dovrà fare altre soste. Bisogna spingere raga, bisogna avere il ritmo. Purtroppo non usiamo la nostra gomma, la media, però possiamo e dobbiamo fare bene. Norris è in lotta con Kimi, dai, ammazzatevi insieme così io guadagno tempo. Norris supera Raikkonen, o Raikkonen risupera Norris. Bel duello tra il finlandese e l'inglese. Sicuramente senza quell'alettone a posto, senza quella sosta più lunga, sarei più in lotta per l'8º, 7º posto. Però sicuramente mi aspettavo meglio nella gara favorevole come Interlagos, finora ho fatto meglio dove non ero, diciamo, favorito. C'ho Lando. Ecco Lando. Mamma mia, mamma mia. Sfiorato il contatto ma tengo la posizione. Gara veramente al limite, eh.
sono più impreviste soste comunque. Mamma mia, che fatica che faccio. Anche con l'ala a posto. Boh. Niente. Interlagos non è una gara McLaren. Comunque Norris è decimo. Distacco dall'auto davanti, 6,0 secondi. Mi sta anche... perché... oh madonna, mamma mia, per guardare la mappa. Quello Jean con le soft mi sta dando via un secondo a giro quasi, Ok, a questo ritmo e con questi settaggi di carburante rischiamo di esaurire la nostra riserva prima della fine della gara. Riduci la percentuale Dai, di carburante. tranquillo. Bandiera gialla. Attenzione, attenzione, cosa è successo? Problemi per il Grosjean, problemi per il Grosjean. Ancora una volta le due AS fuori, 3 macchine ritirate. Ci voleva la safety car che non esce purtroppo. Mamma mia, il team AS in una crisi senza fine, oh. E siamo ottavi. Però Norris è troppo vicino. Norris alle soft, Oddio, strategia beffarda di Norris che non lo faccio passare. Non me ne frega niente, che conviene Ambe box per la sosta. Sicuramente Lando ha fatto una strategia che non condivido. Anche Sainz è andato in box e mi sta rallentando Raikkonen e Perez, penso. Insomma, c'è un gruppetto là di gente che sta rallentando. Io sto consolidando il sesto posto, ma non sarà facile, perché comunque Raikkonen è vero le hard, però Perez ha le medium, per quanto la Force India di solito riesco sempre a tenerla da dietro. Ma sta arrivando Perez. Anche Lando metterà le medie, ma ho un buon vantaggio su Lando adesso. Noi in caso di safety car mettiamo le medium. Ok. Perché comunque abbiamo ritmo adesso, c'è già un po' più di ritmo. Niente di eccezionale. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 28,2 secondi. Strategia sciagurata per Lando. Dobbiamo stare anche attenti che tra un po' ci arrivano anche che ci doppiano, però Ferrari e Mercedes stanno facendo una gara e Red Bull sta facendo una gara veramente a parte. Siamo ancora lontanissimi dal vincere il mondiale, purtroppo. Ma lo sapevamo che i primi 2 anni era quasi impossibile. Dal terzo riesco a fare ottimizzare bene gli aggiornamenti. No, pensiamo a sta gara intanto, che è ancora lunghissima. Miscerotto grasso. Aumenta l'erogazione delle Nei RS. 2 rettilinei stiamo su alto. È il momento di usare un po' della carica. Dai, che Perez non mi sembra in una forma incredibile. Che giro Ti lento. consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Non rompere le balle. Il distacco è 15,2 secondi. Red Bull, McLaren e Mercedes e Ferrari veramente stanno facendo una gara a parte. Non una gran curva questa. Quanto mi mancano le medie. Ok, per il momento stiamo gestendo bene. La strategia sembra buona.
la tattica è tenere l'ERS alto per i rettilini e basso per il resto del tracciato. 1,3 di vantaggio. È vicino agli RS Perez. Al sesto posto Europolato. Due secondi ho guadagnato adesso. Bene guadagnare, molto bene da morale. Da morale. Iniziando l'ultimo giro. Sono riuscito a gestire al meglio sia la macchina che la posizione. Adesso la sta un po' recuperando, l'ho portato anche a 2 secondi e 5 Perez. Adesso l'ultimo giro lui sta tentando il tutto per tutto. Tanto vince Verstappen. L'ultimo giro sta pompando Perez. Però ok ragazzi, ok, sesto posto fondamentale, ho aiutato un po' anche da qualche ritiro, ma va bene così. Yes, yes, altra bella rimonta. Hai fatto un ottimo lavoro. Sto sbagliando tutte le qualifiche. Quello è il problema. È stato un anno incredibile per la Formula 1. Gigi Hamilton vince il mondiale. Strano con la Mercedes. Questa stagione è una delle più appassionanti Ennesimo nella mondiale storia dell'automobilismo. Purtroppo può esserci un solo vincitore. Ed eccolo qui, il nostro nuovo campione del mondo di Formula 1. Bravo. Vince sempre e solo la Mercedes, purtroppo. Vince Gigi, campione del mondo, Gigi Hamilton. Complimenti a lui. Quindi diamo un'occhiata alla classifica piloti. Ciò significa che anche la rincorsa al leader della classifica è finita. Oggi incoroniamo il nuovo campione del mondo. Però prima la Ferrari, però non è ancora... Su chi cade la tua scelta? Beh, senza dubbio Daniel Ricciardo. Non solo per come ha guidato, ma perché non ha praticamente commesso nessun errore. Gara perfetta per lui. Ora vediamo la... Quindi piloti Mercedes, campionato piloti Hamilton, costruttori Ferrari praticamente. Ottimo lavoro oggi. Sentiamo le tue impressioni. Pensi che il tuo rivale abbia imparato qualcosa dal vostro... Ciao. Ci sono stati un bel po' di contatti oggi, no? Ciao. Beh, grazie la stessa. Che pesante che è, sempre grazie lo stesso, che pesante di donna, madonna. Ok. Davvero un ottimo risultato, Grazie. complimenti. Non ci possiamo lamentare di una prestazione del genere. Allora qua stiamo sviluppando, non ce la facciamo, chiaramente. Questo sì però. E questo ce lo sviluppiamo. Quindi stiamo sviluppando redistribuzione peso e deportanza posteriore. Pian pianino. Stiamo tornando. Va buon raga, sotto il comando veneziano, prossima è l'ultima gara. Ciao!